All'indomani del voto sul referendum costituzionale non si può fare a meno di fare alcune considerazioni che riguardano il territorio, a partire da un interrogativo importante. Come mai a Bassano, dove il sindaco Poletto ha sempre sostenuto il sì, il no ha vinto nettamente sfiorando il 59%? In città l'affluenza è stata altissima, oltre il 76% dei bassanesi domenica si è recato alle urne. La vittoria schiacciante del no dimostra come la gran parte dei cittadini sia ben lontana dalla posizione del sindaco, che durante la diretta Focus del 4 dicembre aveva ribadito la bontà della riforma costituzionale voluta da Renzi. I miglioramenti portati da questa riforma non sono stati percepiti o forse non erano così evidenti, così significativi da far fare il salto e dire rischiamo un cambiamento. Poi c'è anche il dato nuovamente politico, molto politico. C'è stato davvero un tutti contro uno fondamentalmente. Durante la diretta Focus c'è stato un duro botta e risposta tra il sindaco Poletto e l'assessore regionale Elena Donazzan, che parlando del dato Veneto aveva sottolineato le chiare indicazioni che i cittadini avevano dato votando no. Le province che hanno votato di più con percentuali pazzesche, 78,7 la provincia di Padova, 78,4 la provincia di Vicenza. Cioè vuol dire andare a votare, volendo andare a votare fino in fondo, e lì c'è una complessità, c'è il voto politico, c'è il fatto che la nostra regione sarebbe stata penalizzata, c'è che su alcuni temi, l'immigrazione per tutti, questo governo ha fallito drammaticamente. Il risultato del referendum a Bassano dunque rende meno stabile la posizione dell'amministrazione comunale. I bassanesi, con la bocciatura della riforma costituzionale, hanno espresso un giudizio netto, una chiara indicazione degli elettori che deve far riflettere l'amministrazione sul suo operato.